Eccoci, buongiorno, buon sabato, prima edizione rigorosamente in diretta come sempre, saremo insieme con le notizie fino alle 13:30. In apertura subito vi facciamo vedere la prima pagina del Corriere della Sera in questo caso, ma insomma è la prima notizia di tutti i quotidiani nazionali perché c'è stato un guasto alla linea elettrica di Ferrovie dello Stato e così tutta la circolazione ferroviaria è letteralmente in tilt, i treni da Milano verso Bologna, verso Genova e così anche verso Venezia. Ci sono 13 frecce bloccate e ovviamente il caos si sta toccando con mano anche nelle stazioni ferroviarie del Veneto e ci occuperemo di questo a breve con il collegamento della nostra redazione veneziana, ma partiamo invece con la cronaca e lo facciamo con il nostro Christian Arboit. La Marca continua ad essere flagellata dai ladri, lo è da mesi ormai. In questo caso Christian è entrato proprio nell'abitazione di due persone che sono state derubate. Buongiorno Christian. Buongiorno Anna, a te, a tutti i telespettatori, anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Siamo a Treviso, nel quartiere di Santa Maria del Rovere, un quartiere che è senza pace, come vi abbiamo raccontato anche ieri sera nel corso del nostro telegiornale. Il furto al ristorante Carbone, uno fra i tanti. I ladri quindi stanno battendo particolarmente questa zona di Treviso. Siamo all'interno di un'abitazione di una coppia, siamo in via 55esimo Reggimento Fanteria, una collaterale sostanzialmente, un'area residenziale, un'area popolata di diversi condomini, Siamo all'interno di un appartamento che sta in un condominio, in un piano rialzato, non è proprio un piano terra. Qui ieri sera sono entrati i ladri. Abbassiamo la telecamera, grazie Alberto, perché qui con noi c'è la signora Patrizia Grillo che probabilmente ieri sera solo per un soffio non si è trovata faccia a faccia con il ladro o con i ladri. Com'è andata signora? Buongiorno innanzitutto. Buongiorno, ieri sera rincasando da lavoro, appena aperta la porta ho trovato delle cose strane che lì per lì non avevo capito se era stato mio marito, ma poi guardando verso la camera da letto ho visto il disastro, l'armadio tutto aperto, tutta la biancheria tirata giù per terra, documenti sparsi per tutta la casa e non riuscivo a capire, al che sono uscita fuori di casa e ho chiamato la polizia. Sono intervenuti loro e abbiamo cercato da quale parte fossero entrati perché tutte le finestre erano chiuse, sigillate. Alla fine si è scoperto che sono entrate da una veranda, hanno scardinato e praticamente sono entrati da lì. Saranno stati disturbati dal mio arrivo perché c'erano dei soldi in un cassetto, non hanno portato via nulla. Ecco, avviciniamoci quindi a questa veranda. Come potete vedere adesso è tutto perfetto, la signora con il marito, con i figli ha messo tutto a posto. Qui ieri sera lei si è trovata davanti il disastro sostanzialmente. Sì, il disastro. La cosa che mi ha fatto raggelare è stato soprattutto l'armadio, tutto spalancato, tutto tirato giù a terra. Questa è stata la cosa, hanno tirato via di tutto. Cioè come se, non lo so, è una sensazione bruttissima quella che si prova. C'è un misto di paura e di delusione, ti senti privata della tua privacy, cioè, alla fine non hanno portato via nulla perché sono stati anche degli stupidi, non lo so, la fretta di arraffare quello che potevano ma non hanno preso dove erano. Sono stata da un lato fortunata, da un lato mi sento un po' così. Diciamo ecco che probabilmente non erano dei professionisti, perché c'era qualche spicciolo, c'era un po' di contante, proprio quello che serve per fare la spesa, ma non l'hanno visto, non l'hanno trovato, non lo so, saranno stati disturbati dal fatto che io sono entrata e loro sono riscappati.
Probabilmente erano in due perché per salire siamo in un piano rialzato. Sicuramente in due, infatti anche stamattina l'operaio che è venuto per riparare il danno mi ha detto, ha visto che hanno scardinato, dice sicuramente erano in due perché uno doveva tirarlo su, l'altro per salire. Ecco, è stata scardinata probabilmente quella finestra, la finestra della lavanderia. Questo, ecco, lei ieri non se n'è accorta subito, No, perché non c'erano... Neanche la polizia se n'era accorta subito. Poi quando sono rientrati in lavanderia io ho visto spostate le cose e lì ho capito, infatti ho detto sono entrati da qua, ha provato a appoggiare la mano e quello là andava e veniva da solo. Non è il primo furto che si registra in zona? No, che io sappia ce ne sono stati altri 2 anni fa, anche la mia vicina li ha trovati in casa, lei li ha trovati in casa, ma la cosa più fastidiosa è che la biancheria pulita la devo rilavare tutta. Cioè più il disagio? Sì, tutto il disagio che mi hanno creato. Diciamo che lei il suo weekend lo spende? E il mio weekend lo spendo così, sì. Però è il minimo, diciamo, di fronte alla violazione. Sì, il minimo. Cioè, vederti toccare le tue cose, i tuoi effetti personali, cioè, ti fa un po' di senso, ti fa schifo che delle persone che non conosci abbiano messo le mani nelle tue cose. E soprattutto, per fortuna, signora, non se li è trovati davanti. Per fortuna non li ho trovati davanti, per fortuna è stato così. Ma non lo so, io penso che siano scappati il tempo che io ho fatto il giro e sia entrata a casa e loro sono riusciti, perché quando io ho aperto e ho avuto la sensazione, ho guardato, ho visto, io mi sono sentita raggelare come se c'era qualche presenza ancora dentro e quindi sono uscita di nuovo fuori, perché non sapendo chi ti trovi davanti non sai cosa vai incontro. Io la ringrazio davvero, signora Patrizia. Allora, teniamo sempre bassa la telecamera, rispettiamo chiaramente la volontà della signora, che ringraziamo ancora per la testimonianza. È quello che sta succedendo ormai da diversi giorni, Anna, qui in Santa Maria della Rovere. Per il momento è tutto con Alberto Pivetta, ti restituisco la linea. Grazie Cristian e anche ovviamente la tua ospite per averci concesso questa intervista, e noi andiamo a vedere i furti di cui hai accennato anche tu all'interno di questo collegamento, la zona del Sant'Artemio. Qui siamo a Santa Maria del Rovere, Sant'Artemio davvero poco più in là, razziata negli ultimi 2 giorni, preso di mira anche il noto ristorante Carbone. Andiamo a vedere. Il fondo cassa, i soldi di alcune cene natalizie, il contenitore con le mance per il personale e addirittura la cassettina con le offerte per l'Advar per l'assistenza ai malati terminali. Sconcerto e rabbia al ristorante Carbone in via Caldibreda a Treviso, quando i titolari hanno scoperto che durante la notte dei ladri sono entrati nel locale dopo aver forzato una finestra che si affaccia proprio sulla strada. Si sono diretti verso la cassa, qua come potete vedere hanno portato via praticamente tutto, perfino il cassetto delle monete, dove sotto c'erano anche soldi di fondo cassa per delle cene che mi avevano già pagato, dei buoni che mi avevano già pagato per delle cene. Hanno portato via la cassetta dell'Advar, che questa è una roba oscena, e i soldi delle mance delle ragazze. C'erano 2 cartoni di vino, si sono portati via solo questi 2 cartoni di vino. I ladri sono poi saliti al piano superiore, dove hanno arraffato un computer, poi sono scappati. Il bottino è di circa 650 euro, oltre ai danni all'infisso. Sul posto la polizia e gli esperti della scientifica, che hanno rilevato le impronte lasciate dai ladri. Professionisti di un certo livello non sicuramente, perché con il valore di carne, di bottiglie, di tutto quello che noi abbiamo, avrebbero potuto fare molto di più. Questo è un atto di vandalismo, e magari per raccattare solo i pochi spiccioli che sono riusciti a trovare, insomma. Pochi, che per noi insomma comunque è l'incasso di una serata, e questo fa male. Il ristorante, molto apprezzato a Treviso, locale iconico del rugby di Marca, l'altro titolare, Mauro Vendramin, giocava nel Benetton e nella Nazionale, si è trasferito dalla Ghirada in via Caldibreda da 8 anni e mai era successo nulla fino a pochi giorni fa, quando la zona del Sant'Artemio ha cominciato ad essere bersagliata dai ladri. Noi andiamo via la sera, che è anche tutto buio, e abbiamo paura, siamo terrorizzati. 2 giorni fa erano stati comunque nelle abitazioni qua vicino. Questa effettivamente una volta era una zona tranquilla, cioè ci abita anche il prefetto qua.
è sempre stato sotto controllo tutto. Adesso non gliene frega niente, saranno vandali, drogati, non so neanche cosa posso dire, comunque è mortificante insomma per noi sapere che noi dobbiamo riaprire, andare avanti con il nostro servizio e siamo in questo stato d'animo così insomma, che ti dispiace proprio, non hai più la voglia di capire, uno fa sacrifici e dopo viene ripagato così. Il negozio di parrucchiera razziato, siamo in viale Felicent, dunque poco più in là, la rabbia dei commercianti, non era mai successa una cosa simile, pochi controlli, siamo nella terra di nessuno, ci raccontano. Questa mattina la mia collaboratrice, a meno un quarto alle 9, sono arrivati e abbiamo trovato la finestra sfondata, sono passati in 25 centimetri della finestra, e hanno rubato. Hanno forzato la finestra aprendo l'anta ribalta ed incredibilmente sono riusciti a passare dalla fessura entrando nel salone di parrucchiera Melanie in viale Felicent a Treviso. I ladri si sono diretti subito alla cassa rubando tutti i soldi e poi sono scappati dallo stesso pertugio da dove erano entrati. Stesso copione, 500 metri di distanza in linea d'aria dal ristorante Carbone razziato nella notte. Molto probabilmente la stessa banda. Anche qui i malviventi hanno lasciato parecchie impronte sulla finestra, anche qui è intervenuta la scientifica per i rilievi. La polizia sta conducendo le indagini sui furti e nell'ennesima attività colpita monta la rabbia. Ora che le forze dell'ordine abbiano il potere di poter reagire perché sanno anche chi sono e non possiamo fare niente. Il salone nuovo di Zecca, titolari e dipendenti sono scosse per quella che considerano una vera e propria violenza. È da aver paura uscire alla sera e insomma se non siamo liberi neanche nel proprio posto di lavoro dobbiamo cosa pensare di dormire in negozio? Non lo so. Ma in questi giorni è tutto il quartiere ad essere preso di mira. 50 metri più avanti i ladri hanno tentato di entrare in un altro negozio di parrucchiere. Ho il negozio qua da Treviso da 33 anni ed è la prima volta che tentano di entrare qua in viale Felicent, qua a Sant'Artemio, qua nel mio negozio. Fortunatamente non ce l'hanno fatta, hanno tentato di entrare qua che mi hanno rovinato il serramento e anche dalla mia vicina qua a fianco. I malviventi infatti dopo il tentato furto del parrucchiere hanno cercato di forzare anche l'ingresso del negozio a fianco come qualche giorno fa avevano fatto in una vicina pizzeria. Vuol dire che stanno battendo la zona probabilmente, forse qualche più controllo anche perché siamo in un quartiere un po' dimenticato dalla zona, siamo l'ultimo quartiere di Treviso, mezzo di Treviso e mezzo di Villorba, dunque siamo un po' nella terra di nessuno. E poi a Padova un altro quartiere, quello della Stanga, un quartiere comunque noto in cui da tempo pare stiano stazionando dei nomadi in vari angoli della strada. Allora ci colleghiamo con la nostra Chiara Gaiani che si trova a Padova per approfondire questa notizia. Chiara, buongiorno. Sì Anna, buongiorno ai telespettatori, ci troviamo proprio nel quartiere della Stanga, veramente a pochi centinaia di metri da qui c'è il Fagiolo, per chi conosce un po' la città. Qui da oltre un anno, ci raccontava Paolo Manfrin, che ringraziamo, presidente del comitato Stanga, e Roberto che è un residente, anche membro del comitato, è da oltre un anno che stazionano dei nomadi, tanto che proprio ieri il comune ha emesso un'ordinanza di divieto di sosta per i mezzi di una lunghezza superiore ai 5 metri proprio per avere un'arma agli agenti della polizia locale per poterli far spostare. Però è un provvedimento che arriva adesso, è arrivato ieri, Paolo Manfrin, dopo che voi da un anno segnalavate una situazione che davvero stava diventando insostenibile. Certo, una situazione insostenibile anche perché purtroppo i nomadi non hanno quell'eleganza nel rispettare le nostre zone, nel senso che fanno i loro bisogni su marciapiedi, lasciano immondizie ovunque. Il problema è noto qui e per fortuna abbiamo sollecitato le signore, perché abbiamo l'unico modo per poter parlare con questi signori qua era sollecitare le signore che con le loro donne parlassero, perché se avessimo dovuto parlare con i loro uomini rischiavamo anche che ci facessero male, perché non sono proprio persone così tranquille. Qui la situazione è chiaramente stava degenerando giorno per giorno perché ormai avevamo immondizie e escrementi ovunque. Finalmente l'amministrazione ha capito, non lo so, perché è un provvedimento che poi lascia un po' il tempo che trova, perché non avendo mai pagato tante sanzioni
Non so se pagheranno anche queste, perché se loro parcheggiano il camper là è comunque una sanzione amministrativa leggera e bisognerà vedere se effettivamente ha efficacia. Dovranno essere qua presenti costantemente le forze dell'ordine per sollecitare ad andare via. Ecco, voi vedete alle nostre spalle c'è un camper parcheggiato, vi racconto che fino a pochi minuti fa erano 2, è arrivata una pattuglia della Volante, ha parlato e in effetti uno dei 2 si è allontanato. Qual era anche un altro dei grossi problemi? Che purtroppo si sono verificati tutta una serie di furti e Roberto ne ha subito, ai noi, uno. Voi pensate di sapere chi possa essere stato? Diciamo che da un anno che loro con questi camper stazionano nella nostra zona e proprio l'anno scorso ho subito questo furto, ero in ferie, una porta blindata chiusa con 4 mandate. Siamo tornati e abbiamo trovato la casa svaligiata con la porta chiusa. Non hanno rotto niente, però hanno portato via oro, anche dei soldi, giubbotti, vestiti e quant'altro. E la settimana scorsa all'appartamento attiguo al mio, un altro signore, si sono spostati un'ora dalle 17 alle 18 del pomeriggio e sono entrati, hanno scassato gli infissi, sono riusciti a portare via l'oro solo perché è arrivato il figlio prima e si sono buttati giù dalla finestra, si sono calati dai piani. Queste sono cose che ci lasciano un po' in difficoltà, siamo tutti intimoriti, nel senso nel condominio perché chiudiamo, andiamo via e c'è giorno chiudiamo lo stesso, perché vengono anche nell'imbrunire, non vengono di notte per dire, vengono di giorno, loro non hanno paura di niente, se ti puntano vengono. E poi c'è il degrado che diceva Paolo, che provocano quando si muovono le mamme con i bimbi, vanno nei supermercati, qua c'è la Conad, mangiano, bevono, buttano per terra, si lavano, certo, sporcano dove stazionano e se li guardi magari un attimo ti puntano anche che rischi. Ecco, quindi abbiamo una situazione che noi viviamo, l'amministrazione pubblica lo sa, però a tuttora non abbiamo visto niente. Speriamo che si cominci a vedere qualcosa, perché questi devono, per conto mio, devono andare via. Ecco, avete sentito proprio anche l'esasperazione dalle parole di Roberto e che ci raccontava prima anche Paolo Manfrini. Adesso ovviamente l'ordinanza dovrà essere applicata, i cittadini vigileranno, controlleranno che questo sia fatto, noi cercheremo di raccontarvi se questa ordinanza sarà applicata e se davvero si stanno creando delle aree dove ospitarli in modo che non diano fastidio, che non si creino questi problemi. Io ringrazio Paolo Manfrini, ringrazio Roberto, ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Roque Allende. Da Padova la linea può tornare allo studio. Chiara, grazie. Noi a Padova restiamo con una nuova notizia di cronaca, l'ennesimo tentativo di truffa ai danni di un'anziana. A bloccare questo tentativo è stato proprio la figlia, che è riuscita a far arrestare un componente della banda. Vediamo. Suo figlio ha provocato un grave incidente ed è in prigione, ci servono subito dei soldi per aiutarlo. È iniziata così la telefonata arrivata nella casa di un'anziana di 89 anni che vive a Padova. Per fortuna a rispondere c'era la figlia della donna che la accudisce ogni giorno e che ha subito capito che dall'altra parte della cornetta c'era un truffatore e così, con prontezza di spirito, ha retto il gioco dal telefono fisso della mamma avvisando il figlio di contattare il 113. Avrebbe dovuto incassare in un batterbaleno 9.000 euro in contanti il 21enne che dopo qualche minuto si è presentato alla porta dell'anziana. Si è invece trovato davanti gli agenti della squadra mobile della questura che nonostante un suo tentativo di fuga lo hanno bloccato e arrestato. 21 anni, residente a Modena e incensurato, per il giovane è scattato l'arresto con l'accusa di tentata estorsione. Processato per direttissima, è stato condannato a 2 anni di reclusione e al pagamento di 500 euro di multa. Un fenomeno in triste aumento che per fortuna ha trovato nella figlia dell'anziana una cittadina capace di fronteggiarlo contattando immediatamente la polizia. Ancora a Padova ci sono i controlli antidroga, da inizio anno sono 4 gli arresti, lo spacciatore più giovane ha 18 anni, il più anziano ne ha 60. Vediamo.
Il più giovane ha solo 18 anni ed era in attesa di permesso di soggiorno in Italia. Il più anziano di anni ne ha 60, vive in Italia con la famiglia e ha un lungo elenco di precedenti. Sono 2 dei 4 spacciatori arrestati da inizio 2025 dalla squadra mobile della polizia. 3 sono di nazionalità tunisina, 1 è gambiano. Lo spacciatore in erba, poco più che 18enne, è stato bloccato in via del Plebiscito, vicino a un giardino pubblico. Con sé aveva mezzo etto di droga pronta a essere venduta. Già denunciato a ottobre, per lui questa volta è scattato l'arresto. A 21 anni il secondo tunisino arrestato in via Altichieri da Zevio dopo aver venduto una dose di cocaina. La perquisizione successiva ha permesso di sequestrare altre 14 confezioni di polvere bianca e 4.500 euro in contanti. Lo spacciatore più anziano è invece stato bloccato in via di Nanni. Il 60enne nascondeva in casa 1,5 etto di eroina e alcune dosi di cocaina, di cui ha tentato di disfarsi alla vista degli agenti. L'ultimo arresto in via Melloni. Qui i poliziotti hanno sorpreso un 26enne del Gambia mentre vendeva hashish a un giovane. In casa è stata sequestrata altra droga e tutto il kit dello spacciatore. Per il connazionale che nascondeva la droga, un gambiano di 28 anni, è scattato l'arresto. Il 26enne è stato denunciato. La cronaca ci porta nel Vicentino, siamo nel comune di Due Ville, ladri in fuga con un ingente bottino, circa 50.000 euro, ladri che hanno preso di mira un supermercato. Ci dice tutto il nostro Daniele Garbine con Simone Squarcina insieme al vice sindaco di Due Ville Giovanni Sorzato. A te Daniele. Un furto da 50.000 euro, a tanto ammonta il malloppo che è stato portato via dal supermercato. Siamo a Due Ville, siamo nei pressi dell'autostrada, il casello dell'autostrada Valdastico. In questo momento proprio la preoccupazione delle forze dell'ordine, i carabinieri in particolare, stanno facendo proprio la caccia all'uomo di quelli che hanno portato via questo bottino in contanti. Ricordiamo, nei giorni scorsi si sono calati di notte proprio facendo un buco nel tetto e si sono introdotti negli uffici, praticamente scassinando la cassaforte con probabilmente un flessibile, e alla fine si sono usciti insomma dalla porta posteriore senza insomma che qualcuno vedesse, tranne i dipendenti alla mattina che si sono resi conto di quanto era avvenuto. Insomma, un fatto clamoroso di cui non si è data notizia proprio perché si cercava di riuscire a risalire ai responsabili. Ancora adesso insomma c'è la ricerca di chi può essere stato. Con me infatti in questo momento il vice sindaco e anche delegato al commercio Giovanni Soranzo. Buongiorno. C'è Giovanni Sorzato e delegato anche alla sicurezza come delega del comune. Ecco, in questo caso l'importante che un segnale è di preoccupazione per il comune. Sì, sicuramente preoccupazione sia per la proprietà, visto che c'è stato questo furto, questo bottino, ma al di là del furto credo che siano più alti i danni che hanno provocato alla struttura, e preoccupazione anche per i cittadini, che poi questo fatto ha riflessi sulla sicurezza all'interno del territorio cittadino. Ecco, fatti del genere sono successi ancora, proprio le dinamiche particolari di questo è un caso unico? Il furto ai supermercati è una cosa abbastanza comune, forse la modalità costituisce novità in questo caso, perché il fatto di calarsi dal tetto e come hanno operato sicuramente è una novità. Ecco, diciamo anche per il colore pare che abbiano pure brindato prima di uscire stappando 2 bottiglie, vero? Sì, questo è quello che si è reso noto o è notizia pubblica. Non entro nel merito sul fatto che abbiano brindato, io resto sempre nella posizione della preoccupazione, perché comunque il fatto è grave, non tanto per i numeri quanto sul fatto della sensazione di mancanza di sicurezza sul territorio. Ecco, a proposito di questo, com'è la situazione qui in comune? Allora, come amministrazione ci siamo attivati subito, anche nei mesi precedenti, al di là di questo furto, perché si sono verificati vari episodi di furti alle abitazioni, quindi come amministrazione abbiamo aumentato le telecamere investendo ulteriori 150.000 euro, abbiamo aumentato il numero delle ore di illuminazione pubblica, abbiamo sottoscritto una convenzione con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo che ci garantiscono 2 serate di vigilanza, e abbiamo stilato un accordo con delle primarie compagnie
che installano sistemi di allarme in modo che i cittadini abbiano la possibilità di installare nelle proprie abitazioni dei sistemi di controllo, di sorveglianza. Ci stiamo attivando anche sul controllo del vicinato, che è l'altro strumento molto importante. Insomma, la preoccupazione è alta, noi come amministrazione ci stiamo adoperando per garantire nei nostri limiti, nelle nostre possibilità, quanto è necessario. Daniele Garbin da Due Ville. Allora torniamo un attimo sulla notizia di apertura, il guasto alla linea elettrica di RFI con i ritardi e le cancellazioni di diverse frecce di diversi convogli che stanno coinvolgendo e creando delle reazioni a catena anche nelle stazioni ferroviarie del Veneto. Torniamo sul Corriere della Sera, ad esempio questo è il video realizzato dal Corriere che fa vedere il caos in stazione a Milano con le lunghe code di passeggeri che stanno cercando di avere delle risposte. Ad oggi ci sono ancora diversi treni cancellati, caos e ritardi dunque anche alla stazione di Mestre. Per noi lì c'è il nostro Filippo Fois, poi proveremo a collegarci con lui per capire la situazione, però ecco guardate, questo ad esempio è il tabellone di Milano. La situazione è davvero complessa anche perché stiamo parlando dell'inizio di un weekend e questo guasto è iniziato proprio a inizio giornata, quindi chi avrebbe dovuto partire è rimasto di fatto bloccato in stazione. Fois intanto ci manda un contributo da Trivignano perché c'è un altro tema di cui ci stiamo occupando da diverso tempo, ovvero quello della chiusura degli uffici postali, quelli dei comuni più piccoli, quelli delle frazioni, chiusura che di fatto va a causare un grande disagio, soprattutto per gli anziani che sono abituati ad avere quegli uffici come uffici di prossimità. La protesta è montata di nuovo davanti all'ufficio di Trivignano, come già era accaduto, e l'ha seguita per noi Filippo Fois. Quella che vedete alle mie spalle era l'ufficio postale di Trivignano, è chiuso da luglio e le prospettive non sono buone. I residenti stanno manifestando qui e da molto tempo sono impegnati in questa battaglia. Oggi addirittura in Comune di Venezia ci sono altre due manifestazioni, una davanti a un ufficio postale di Marghera che deve chiudere anche quello e un'altra a Venezia città, a Santa Elena. Noi siamo con Andrea Martella, che è segretario del Partito Democratico Veneto, nonché parlamentare. Che cosa ha detto oggi a questi cittadini? Ma ho detto che la battaglia che loro stanno facendo è anche la nostra battaglia, che siamo al loro fianco ed è per questo che già nelle settimane scorse ho presentato al Ministero una interrogazione parlamentare per chiedere la riapertura dell'ufficio postale qui a Trivignano, sulla base di un ragionamento molto semplice. Una comunità ha bisogno di servizi, le persone che ci vivono hanno bisogno di poter avere dei servizi vicino a dove vivono e l'ufficio postale è fondamentale per garantire ai cittadini quella vicinanza anche delle strutture che servono quotidianamente per svolgere molte cose. Ed è negativo che da parte delle poste ci sia questo tipo di ridimensionamento, rispondendo a logiche che non sono quelle di un servizio pubblico. È una zona molto trascurata questa del Comune di Venezia, ci dicevano che non c'è neanche uno sportello bancario, per cui per fare qualsiasi cosa bisogna andare altrove. Ma infatti le poste svolgevano anche questo servizio bancario e quando in una comunità si perdono realtà importanti viene meno il senso della comunità e soprattutto aumentano le difficoltà e spesso le solitudini dei cittadini. Per questa ragione che scuole, medici di base, servizi postali, edicole sono fondamentali, ma naturalmente qui siamo per intervenire laddove esiste una società con capitale pubblico come le poste che deve dare delle risposte precise che noi continueremo a chiedere sia in sede parlamentare che a livello locale. Grazie ad Andrea Martella. In attesa di queste risposte naturalmente la battaglia di questi cittadini qui come a Marghera Venezia prosegue. Filippo, grazie. Allora adesso un'altra notizia importante ce la dà il nostro Lucio Zanato che in questo momento si trova a Macerata sul Piave perché è stata ritrovata viva dai vigili del fuoco un'ora prima della mezzanotte la donna di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di venerdì, ritrovata anche grazie alla Protezione Civile di Macerata. Lucio, ti vediamo, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, sono con Giovanni Vilardi della Protezione Civile di Macerata e questo è il luogo dove ieri sera è stata ritrovata la 58enne. Molto probabilmente dietro a questa fuga volontaria c'è un dissidio familiare. Fatto sta che insomma la donna si era allontanata nel pomeriggio di ieri e poi sono scattate subito le ricerche in tutta la zona della Grava del Piave. Dicevo, sono qui con Giovanni Vilardi della Protezione Civile perché c'è stato veramente un dispositivo importante quello di ieri per trovare questa donna. Sì, esatto, verso le 19:45 è arrivata la segnalazione da parte del sindaco di Macerata, dove ha mandato l'allerta e ha chiesto supporto ai carabinieri, Associazione Nazionale Carabinieri Volontari e alla Protezione Civile di Macerata, supporto per i vigili del fuoco per fare la ricerca della persona scomparsa. Vigili del fuoco che qui sono arrivati in forze, anche perché hanno utilizzato droni, termocamere, insomma hanno fatto di tutto per riuscire a trovare questa donna, perché qui la temperatura si stava abbassando in maniera importante. Sì, ieri sera faceva abbastanza freddo, non freddissimo ma comunque freddo, considerate la situazione della persona. E i vigili del fuoco erano in un gruppo numeroso, avevano strumentazioni tecnologiche importanti, dei droni per la misurazione della temperatura corporea che vagliavano tutta la parte dell'alveo del Piave, mentre in questa zona è stata effettuata una ricerca tramite praticamente celle telefoniche. E quindi spieghiamo bene cosa è successo. Loro praticamente cosa hanno guardato? Dove è agganciato la cella del telefono della persona? Hanno verificato l'ultima posizione del telefono della persona scomparsa e di conseguenza hanno chiuso il cerchio, hanno delimitato un po' la zona di ricerca e hanno fatto intervenire le unità cinofile e dopodiché c'è stato il ritrovamento. Proprio addirittura con i cani sono riusciti ad arrivare fino a questo casolare che vedete alle mie spalle. Lì hanno trovato questa persona rannicchiata in ipotermia e in semi-incoscienza. Subito è stata soccorsa ed è stata trasportata in ospedale, però è in buone condizioni. Grande soddisfazione, perché poi per voi muoversi nella sera, lasciare casa perché c'è un momento di emergenza e poi la soddisfazione di trovare la persona, come dire, tempo speso bene. Quella diciamo che è la parte più importante. Quando il ritrovamento va a buon fine c'è ovviamente un orgoglio anche da parte di tutte le associazioni per il lavoro e la manodopera che prestano. Ecco, questo per dire insomma che le comunità e il servizio, soprattutto dei volontari, risulta importantissimo. Insomma, tutto è bene quello che finisce bene, e da le Grave di Macerata, qui siamo proprio in mezzo al Piave, da via Matteotti è tutto, a te la linea. Grazie al nostro Lucio Zanato. Nella seconda parte di questa nostra prima edizione vi racconteremo dell'esperienza di altre persone che questa volta salvano dal mare. Stiamo parlando dei migranti, oggetto ovviamente di salvataggio. Parleremo con uno skipper veneziano che ha trasformato la sua vita e ora attraverso il circolo Arci Galleggiante salva i migranti in mare, e con lui ci sarà anche il presidente dell'associazione Circolo Arci Galleggiante. Ma intanto andiamo in pubblicità, poi ancora la cronaca con altri collegamenti dal territorio. Vi aspetto. Prima edizione, ancora buongiorno, ben ritrovati, buon sabato a tutti voi. L'apertura con il caos in stazione, con il guasto elettrico alle linee di RFI che sta comportando importanti conseguenze anche nelle stazioni del Veneto, con tantissimi treni cancellati e altrettanti disagi. Poi il collegamento con il nostro Lucio Zanato da Macerata sul Piave, perché è stata ritrovata la 58enne che era scomparsa da ieri in stato di ipotermia, semicosciente, ma insomma è stata trovata viva. Poi quella che vedete invece è la foto di Marica Visentin, perché questa mattina alle 10 a Porcelengo di Paese c'è stato l'ultimo saluto alla donna, la 50enne, che è stata travolta da un furgoncino mentre era arrivata dalla madre a prestare soccorso, la madre che si era fermata con l'auto in panne nel comune di Trevignano. La donna aveva raggiunto la madre insieme alla figlia di 10 anni, presente anche lei nel giorno dell'ultimo saluto. Tanto dolore, avete visto, tanta partecipazione. Queste sono le immagini che ha raccolto il nostro Lucio Zanato. Siamo all'ultimo saluto a Marica Visentin che c'è stato questa mattina alle 10. La donna appunto aveva raggiunto e stava attendendo il soccorso stradale lungo
la strada quando una carambola tra due auto l'ha travolta e l'ha uccisa sul colpo, purtroppo davanti agli occhi della madre, che stava anche lei attendendo i soccorsi, e della figlioletta di 10 anni che aveva raggiunto la nonna in macchina. Quindi davvero un momento di grande tristezza e commozione per salutare questa giovane mamma. Con Treviso ci spostiamo e torniamo a parlare di via Castelmenardo con l'omicidio di Francesco Favaretto. In tribunale del riesame di Venezia ha deciso che i due maggiorenni Ade ed Ozuna devono restare in carcere. I loro avvocati avevano fatto la richiesta dei domiciliari. L'istanza presentata dagli avvocati dei due ragazzi maggiorenni accusati dell'omicidio di Francesco Favaretto è stata rigettata. I due giovani rimarranno in carcere, una decisione arrivata dopo poche ore dall'udienza al Tribunale del riesame di Venezia. I legali Valentina Pignata e Alessandra Rec avevano chiesto la scarcerazione dei loro assistiti. Attendiamo le motivazioni che arriveranno fra 45 giorni, hanno spiegato i legali. 19 e 18 anni il primo di Ponte di Piave e l'altro di Treviso. Sono entrambi accusati di omicidio volontario, con loro anche un 15enne rinchiuso nel carcere minorile di Treviso. Un omicidio maturato nel mondo della droga, una lite violentissima al quale hanno partecipato una decina di ragazzi, sia minorenni che maggiorenni, degenerata poi con l'aggressione a calci e pugni. Non solo, Favaretto è stato colpito anche con il coccio di una bottiglia e accoltellato. Ricoverato in ospedale, è morto dopo alcuni giorni di agonia. Il grave fatto di sangue era avvenuto lo scorso 12 dicembre in via Castelmenardo, nel cuore di Treviso. Una tragedia che ha lasciato l'intera comunità sotto shock. La richiesta di scarcerazione o di un'altra misura afflittiva era stata già respinta dal Tribunale di Treviso, sia per la solidità degli indizi raccolti dalla polizia, sia per la possibilità di inquinamento delle prove. Indagati a vario titolo per rapina gli altri 7 ragazzi, mentre una giovane che gli aveva tirato il coccio di bottiglia è accusata di concorso morale in omicidio. I reati e la violenza vanno sempre contrastati, torna il sindaco di Treviso Mario Conte, che aggiunge: oggi sarebbe stata anche una grande beffa se 2 potenziali responsabili fossero usciti anche dal carcere. Quindi la speranza è che venga fatta giustizia quanto prima e che chi ha commesso quel delitto paghi per quello che ha fatto e che serva anche da lezione per tutti. Insomma, i reati e la violenza vanno sempre condannati e contrastati, e qualora dovessero succedere degli episodi come quello di via Castelmenardo è giusto che ci sia anche giustizia. Ci saranno presto dei quadranti a Treviso, sorvegliati speciali, zone dove si sono riscontrate le maggiori problematiche, questo per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Intanto gli amministratori trevigiani di Fratelli d'Italia hanno incontrato ieri i vertici delle forze dell'ordine. Al centro degli incontri il problema delle baby gang e del disagio giovanile. Il tema della sicurezza nell'agenda politica degli amministratori trevigiani di Fratelli d'Italia, che hanno incontrato il questore Alessandra Simone ed i vertici dell'Arma dei Carabinieri, riflettori puntati soprattutto sulla criminalità giovanile nella Marca, con l'escalation di episodi culminati con l'omicidio di via Castelmenardo. Abbiamo avuto un colloquio molto positivo con il questore, ci siamo confrontati perché tutti noi siamo amministratori nei vari comuni del territorio della provincia di Treviso. Abbiamo chiesto cosa possiamo fare per aiutare le forze dell'ordine in questo periodo, che è comunque un periodo difficile. Violenza giovanile per combattere la quale serve l'azione repressiva, proseguendo sulla via dei DASPO introdotti dal decreto Caivano, ma anche e soprattutto la prevenzione, agendo per il recupero dei ragazzi. Ci ha invitato a continuare a lavorare con le amministrazioni sul tema della prevenzione, quindi nelle scuole, in tutte le occasioni, con le associazioni, di coinvolgere quanti ragazzi e ragazze più possibili su questo tema, perché dobbiamo noi amministratori cercare di continuare il grande lavoro che stiamo facendo sul territorio per far capire quali siano i valori sani e soprattutto far capire quali siano le azioni e i comportamenti da ovviamente non fare. Nel corso dell'incontro è stato affrontato anche il tema degli organici delle forze dell'ordine.
Per quanto riguarda la vicinanza alle forze dell'ordine, in maniera concreta è stato passato un emendamento alla Camera a mia prima firma per il reintegro al 100% delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per il 2025, in modo da colmare il numero di coloro che andranno in pensione sarà reintegrato al 100%. Allora, da Treviso noi adesso andiamo a Bassano del Grappa. Per noi in diretta c'è la nostra Vanessa Banzato. Il tema è quello delle chiusure di storiche botteghe, storici esercizi che hanno retto per tantissimi anni e forse non riescono ad avere un ricambio generazionale. Parliamo di uno storico ferramenta. Vanessa, siamo da te. Buongiorno a te Anna e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Già la storica ferramenta, il centro fai da te di via Roma, quindi siamo in pieno centro a Bassano del Grappa, chiuderà tra un mese i battenti. Con me la titolare Rita Miglioretto, quasi 50 anni di attività, quest'anno sono 49. Signora Miglioretto, di attività, piange il cuore? Piange, sì. Sì, perché dopo una vita qua dentro ormai basta. Perché è arrivata questa decisione? Data l'età e tutto l'insieme, tutte le spese, tutto quello che corre dietro, diremmo. Perché spese di affitto, di affitto, luce, gas, immondizia e tutto il resto che va, sono soldi, tanti. Tra l'altro diceva anche continuano ad aumentare. Ah beh, quello sì, di sicuro. Sì. E non ce la fate più? No, perché tirare sempre non serve, insomma, non va bene. Se uno non è che abbiamo messo via soldi, però neanche tirare fuori i nostri per andare avanti non va bene. Questa decisione l'avete presa in maniera che vi ha toccato, vi ha toccato tanto? Un po' dura, sì. Vabbè, pazienza, dai. Adesso lei pensava magari a fare una cessione di attività, a cedere l'attività, ci ha pensato? Sì, ci ho pensato, ma non c'è stato nessuno che per il momento. Abbiamo ancora un mese e mezzo, ma non penso che... Certo è che questo è soltanto uno dei tanti negozi di vicinato, negozi di prossimità che anche qui a Bassano chiudono i battenti. Siete messi davvero in ginocchio a causa delle spese alte, a causa anche degli acquisti online? Dell'internet e tutte quelle cose là, sì. Dei magazzini, dei grandi magazzini, di tutte... Siete penalizzati voi? Sì. Ormai noi non ci guarda più nessuno, diremmo, perché tutti quanti ordinano via internet, costa meno e vabbè, pazienza. Certo, diceva che c'è chi viene qua, fa le foto. Chi viene qua fa le foto e dopo me lo dicono anche, ordino in internet perché lo dicono, non è che stanno zitti. Certo è che il discorso del negozio di vicinato con la persona che ha tanti anni di esperienza alle spalle è tutt'altra cosa. Chi chiede uno, sì, nei limiti del possibile si risponde, però dopo non tutti ascoltano. E diceva che cedere l'attività è difficile perché non c'è neanche più voglia di prendere in mano un lavoro del genere. No, la gioventù no. Gioventù non va avanti, non so per il momento, dopo andando avanti si vedrà, però intanto per adesso no. Tutta questa merce, tutte queste cose, che c'è davvero di tutto qua dentro? E qua se c'è qualcuno che ha buona volontà gliela diamo e se no sarà quel che sarà. Sì, anche perché insomma la cedete a un prezzo decisamente ridotto. Sì, a meno del costo diremmo. Certo. Sì. Sì, se c'è qualcuno che magari ha di bisogno la diamo volentieri. Piuttosto di buttare, perché buttarla costa soldi. Anche quello? Sì. Perché anche l'immondizia. No, costa. Oltre che a pagare tanta immondizia dobbiamo pagare se portiamo in discarica. Certo. Perciò qualche associazione o qualcosa la diamo volentieri. C'è amarezza. Vabbè, pazienza, dai. Adesso cosa farà? Quando sarà chiuso il negozio cosa farà? Ma non lo so, farò qualcosa di volontariato, penso. Bene, insomma, Anna, hai sentito tanti anni dietro un bancone per dare un aiuto, per cercare di risolvere tante soluzioni, perché qua c'è davvero di tutto.
si chiudono i battenti, chiude questo negozio, però insomma la signora la vediamo ancora bella pimpante, quindi ci sarà una nuova vita per lei. Speriamo, dai, quello che mi resta spero di goderlo, insomma. Certo, quindi tante passeggiate, via, dobbiamo vedere il lato positivo assolutamente. Resta però, Anna, questo rimpianto non soltanto per questo negozio specifico, ma anche per tanti storici negozi del centro di Bassano che purtroppo, ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali, chiudono i battenti perché non ce la fanno più. Da Bassano del Grappa è tutto, Anna, ti ricevo la linea. Grazie alla nostra Vanessa Banzato. Noi torniamo a parlare, quindi a Bassano restiamo, del Tribunale della Pedemontana. Dopo gli annunci sul nuovo Tribunale arrivano gli attacchi da parte dei presidenti dell'Ordine, degli avvocati degli altri tribunali, quindi siamo a Vicenza, Padova e Treviso, ma i legali bassanesi puntano al risultato finale e dribblano le polemiche. Veniamo da tanti anni in cui sembravano volontà serie quelle che invece non lo erano. In questo caso qua devo dire che sono state rispettate le promesse e questo che le affermazioni di due sottosegretari, diciamo, ci confortano, perché l'idea del governo è di andare avanti. Gli avvocati bassanesi e quelli del comprensorio interessato dalla clamorosa novità applaudono a scena aperta l'arrivo della notizia riguardante il Tribunale della Pedemontana, al centro, nelle scorse ore, di un doppio annuncio da parte di ben due sottosegretari alla giustizia. In ballo c'è uno schema di disegno di legge che porterà alla riapertura di alcuni tribunali soppressi una dozzina d'anni fa, e quello di Bassano viene visto come una sorta di progetto pilota. Applausi a scena aperta, dicevamo, anche per le ricadute che il ritorno di un tribunale nella città del Ponte porterà per tutta l'area di competenza. Noi contiamo che con la ripresa dell'attività giudiziaria, con un movimento ulteriore di avvocati, tecnici, periti, tutto quello che ci gira intorno, con un circondario che diventa quasi 3 volte quello che avevamo prima, la cosa possa essere molto utile per la nostra città. Dati notevolissimi identificano un territorio che è stato selezionato da chi vuole riordinare la geografia giudiziaria proprio per le sue caratteristiche. Il 2% dell'export nazionale da quest'area qui, questa dove ci sono 500.000 abitanti. Le imprese, una presenza di imprese, 26 imprese per chilometro quadrato quando la media nazionale è 13 o 16, cioè c'è una necessità locale di avere un'amministrazione specifica. È ovvio che non è che porto via agli altri, individuo un'area che ha diritto ad avere un trattamento diverso. Insomma, le esigenze sono chiare e sono pure tante, ma sono tante anche le voci che si levano contro l'apertura del Tribunale bassanese, prime fra tutti quelle dei presidenti degli ordini degli avvocati di Vicenza, Padova e Treviso. Ognuno ha la propria opinione, sono tutte quante rispettabili, per cui per carità, poi c'è sempre, nelle aule di giustizia, come ha detto il sottosegretario una volta che è venuto a Bassano, è scritto il nome del popolo italiano. Qui ci sono 550.000 abitanti che l'hanno chiesto. Poi ci sarà un Parlamento, decideranno, però l'importante è che si sia arrivati a questo punto, che ci sia un provvedimento governativo e si dica che per questo territorio l'esigenza del Tribunale c'è. Torniamo a parlare di poste, questa volta in termini di disservizi. Siamo nel Bellunese con il sindaco di Alpago che ha protestato contro Poste Italiane dopo il mancato recapito di oltre 300 delle quasi 3.800 lettere di richiesta di saldo IMU 2024 trasmesse a novembre, un disagio che costerà sia ai cittadini che al comune. Vediamo. Abbiamo avuto questo disservizio importante da parte delle poste, abbiamo inviato più di 3.000 lettere e circa il 10% di queste lettere sono tornate indietro. E giacciono sulla scrivania del sindaco di Alpago, Alberto Peterle, incredulo e furioso per il disagio arrecato ai suoi concittadini da Poste Italiane, che tenta, e noi invano, di districarsi fra le numerose criticità diffuse in provincia, fra sportelli chiusi e tempi biblici per il recapito della corrispondenza. Nel comune di Alpago lo scorso novembre erano partite quasi 3.800 lettere di richiesta di saldo IMU 2024 e gli uffici avevano lavorato per spedire nelle tempistiche adeguate e allineate alle scadenze. Esattamente 322 cittadini del comune di Alpago non hanno ricevuto l'IMU. Questo problema era già stato fatto presente a Poste Italiane circa un mese fa, avevo scritto una lettera però insomma adesso abbiamo avuto indietro tutti questi bollettini dell'IMU che non sono stati consegnati. E ora il comune è stato costretto a mobilitarsi, l'ufficio
l'ufficio tributi del municipio di Farra si è reso disponibile a stampare il nuovo bollettino per evitare accertamenti onerosi ai cittadini che rischiano di pagare il 30% in più rispetto alla tariffa non versata. Chi non ha ricevuto la lettera per il saldo IMU dovrà rivolgersi quanto prima al comune, visto che la scadenza dell'autoliquidazione è il prossimo 16 gennaio. Interlocutoria la risposta di Poste Italiane, che ha attribuito il disservizio ai nuovi portalettere che non conoscono la zona, alla mancata esposizione dei numeri civici e addirittura alla fusione del comune. La colpa non è della fusione, che ormai è stata fatta 9 anni fa, e sicuramente la colpa non può essere solo del fatto che i cittadini non hanno esposto il numero civico o non hanno scritto il loro nome, altrimenti questa questione si ripresenterebbe sempre. Resta l'amaro in bocca il primo cittadino per il doppio danno economico, il probabile mancato incasso dell'IMU e le spese significative per l'invio delle lettere non recapitate, costato alle casse del comune 258 euro. Sono preoccupato per il fatto che fra un mese e mezzo dovremmo procedere fra l'altro con l'invio della Tari, ed è chiaro che non possiamo permetterci un altro disservizio come questo. Siamo ora al codice della strada, si beve di meno per paura di incorrere in sanzioni, e così Appe a Padova ha deciso di dotare tanti pubblici esercizi di alcol test usa e getta. Vediamo. Questa è prima di bere. Soffiare nell'etilometro per verificare il tasso alcolemico dopo un aperitivo, calice di vino e tramezzino oppure spritz e panino, abbinata tipica delle piazze padovane o di qualsiasi bar o baccaro del Veneto. Abbiamo soffiato e adesso vediamo il risultato. Questo con un calice di vino. I livelli testati anche da noi si dimostrano entro i limiti di legge, nel nostro caso 0,1. Le regole per non rischiare dopo l'entrata in vigore del codice della strada le spiegano proprio i baristi e i ristoratori padovani, preoccupati per il calo dei consumi registrato dopo l'inasprimento delle sanzioni previste dalle modifiche del regolamento. Siamo fortemente convinti che ci voglia una responsabilità e una consapevolezza nel bere, che il bere sia una forma di socialità nei limiti consentiti, ma questi limiti, nonostante il cambiamento e l'entrata in vigore della nuova normativa, non sono cambiati, e oggi lo dimostreremo. I limiti consentono di bere il tuo buon bicchiere di vino, l'aperitivo, ovviamente mangiando qualcosa, ovviamente aspettando un po' prima di mettersi al volante. Appe Padova, ad un mese dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada, ha stimato un calo della vendita di alcolici del 15%. Bere con moderazione e responsabilmente si può, l'invito degli esercenti. Se uno ha paura di avere bevuto un po' troppo, cosa consiglio? Di prendersi un alcol test personale. Questo è il mio alcol test personale, l'ho preso sui social, sul web, oppure in farmacia sono provviste, e quindi magari prima di salire in macchina si fa il proprio alcol test, e se è sotto lo 0,5, se è 0,2, 0,1 si può guidare. Se è sopra, il consiglio è di aspettare un po', di fare una bella camminata e non assolutamente mettersi alla guida. Appe entro fine gennaio doterà i suoi iscritti di migliaia di confezioni di alcol test usa e getta, che potranno essere forniti ai clienti dei locali che vogliono essere sicuri di rientrare nei limiti previsti per la legge dello 0,50. Abbiamo messo in pratica diverse iniziative, tra cui a fine gennaio organizzeremo dei corsi su aperitivi analcolici, ma soprattutto è già un anno che noi diamo ai nostri associati la possibilità di avere nel loro locale la wine bag per portarsi a casa la bottiglia di vino che non viene finita. Questo perché? Perché non ci si deve sentire obbligati a finire una bottiglia di buon vino. Tu bevi quello che ti senti, quello che è consentito, e quello che non riesci lo porti a casa. Allora ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, poi qui in studio per parlare della legge del mare che forse non tutti conoscono, e lo facciamo con due ospiti d'eccezione. Intanto vi anticipo che c'è stata una rapina alla CRAI, quindi ancora una rapina in uno dei supermercati del Veneto, e siamo nella Marca trevigiana. Sta andando sul posto per noi il nostro Christian Arboit. A tra poco. Per i marinai
marinai è semplicemente la legge del mare. Si sa che nessuno può essere lasciato indietro. Se vedi qualcuno in difficoltà sei obbligato moralmente, prima che legalmente, a soccorrerlo. È naturale così, è sempre stato così e ti aspetti che gli altri facciano lo stesso con te. Lasciare la gente a mollo non è un'opzione. Questo è uno di quei casi in cui la legge prende spunto, ha come fonte del diritto gli usi e costumi. Il suo vero nome è l'articolo 98 della Convenzione di Montego Bay, ovvero obbligo di salvare le persone in mare. Ogni Stato deve pretendere che i propri navigatori, le proprie navi in mare portino soccorso alle persone che ne hanno bisogno. In questo momento ci stiamo preparando per la prima missione di ARCI nel Mediterraneo centrale. Salperemo per Lampedusa e poi per il Mediterraneo, dove insieme alle altre associazioni che sono impegnate a salvare vite umane cercheremo di portare un po' di speranza a chi sta provando ad attraversare il mare. Per fare questo stiamo cercando di raccogliere fondi e vi chiediamo di sostenerci perché pensiamo sia fondamentale portare speranza in un mare che oggi è in un mare di morte. Abbiamo bisogno di medicinali salvavita, di equipaggiamento per il soccorso, di attrezzature, di giubbottini salvagente anche per bambini. Stiamo lavorando con competenza, con attenzione, senza fretta ma con tanta urgenza. Siamo marinai e marinaie a cui il mare ha salvato la vita e non possiamo e non vogliamo accettare che ad altri, anche in questo momento, la vita la stia togliendo, mentre siamo qua nel porto di Trapani al sicuro. Ben ritrovati in questa seconda parte della nostra prima edizione. Perché abbiamo scelto di partire con questo contributo? Perché poi di fatto alcuni dei protagonisti che l'hanno realizzato sono qui con noi, ci hanno raggiunto in studio. Ve li presento: Tiziano Rossetti, comandante della nave Garganei, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno comandante, grazie per essere con noi. Francesco Delli Santi, presidente Circolo Arci Navigante. Buongiorno. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, Tiziano, io partirei con lei. Allora, abbiamo anche una serie di immagini che voi vedrete in questo spazio, che ci sono state fornite proprio dai nostri ospiti. Lei ha una storia particolare, nasce in Toscana, quindi è fiorentino, ma insomma poi va a vivere a Venezia nel lontano 1982, se non sbaglio, ed è uno skipper di fatto, no? Comandante di navi. Ha sempre di barche a vela, mi perdoni poi l'esperto è lei, quindi mi corregga in qualsiasi momento. Allora, voi siete abituati a solcare il mare, l'avete fatto anche, come dire, come business, no? per turismo. Quando esattamente è accaduto che la sua vita e la sua professione si sono convertite in missione umanitaria, Tiziano? Perché oggi lei, insieme alla sua squadra, salva i migranti in mare. È successo la definitiva, diciamo, consacrazione a questa attività, è successo incontrando Francesco e la sua associazione. Aveva un'associazione che si chiamava Una Vela Per, che si occupava di vela e sociale, e Francesco faceva la stessa cosa con la sua associazione che si chiama Sailing for, adesso Sailing for Blue Lab, una volta si chiamava Aganor. E infatti ci tengo subito a specificare una cosa che incasinerà tutto, che è la questione dei ruoli. In realtà io e Francesco siamo due comandanti, un po' come Totò e Peppino, cioè noi tendiamo a passarci il ruolo uno con l'altro senza problemi, proprio perché abbiamo esattamente un fine comune che sappiamo perseguire. E certo poi dopo dal punto di vista della burocrazia, della legge, ci sono delle responsabilità che vanno prese, per cui io mi definisco il comandante, però, e lui si definisce il presidente, però poi è un attimo che le posizioni si scambiano a bordo, ecco. Questo ci tengo a dirlo proprio perché la valenza tecnica delle due persone è la stessa. Io, come tutti quanti, ho iniziato a fare vela, della vela uno sport, e come tutti quelli che non hanno una barca ho iniziato ad andare sulle barche di altri, mercenario si dice in qualche modo. Praticamente vai a fare il ruolo della prua, ti prendi gli insulti per tutti gli errori che fanno in pozzetto, sei probabilmente quello che ne capisce di più,
sei l'unico pagato e puoi permetterti di andare in barca grazie a questo. La mia passione però, questo di solito si fa nelle regate quelle corte, intorno alle boe, qua davanti a Caorle, così, però la mia passione è le lunghe navigazioni e per poter fare quello ho dovuto cambiare un po' modalità. Cambiando modalità mi sono trovato a fare lo skipper per integrare quello che non riuscivo a pagare delle regate, e facendo lo skipper mi è capitato un ingaggio con Michelangelo Pistoletto nel 2003. Lui aveva fatto il tavolo a forma di Mediterraneo, il tavolo di specchio, lui è lo scultore, diciamo, che fa tutte le cose di specchio, in cui si rifletteva tutto il Mediterraneo e cercava di creare questo Parlamento degli artisti mediterranei, perché pensava nel 2003 che c'era bisogno di dialogo. E io, imbattendomi in questo grande saggio, ho capito che la vela poteva avere una potenza molto maggiore come mezzo di comunicazione piuttosto che come mezzo di trasporto o di sport. E per cui mi ha appassionato molto di più questa cosa qui, molto più nelle mie corde, e da lì è stata tutta un'evoluzione, le regate per emergency, le cose, le iniziative di vela e sociale che abbiamo fatto con Francesco a favore dei ragazzi delle case famiglia, di queste situazioni qua. E poi, essendo per mare con questa emergenza in corso, prima siamo andati a guidare i gommoni per le ONG e poi abbiamo capito che c'era uno spazio in cui una barca a vela poteva essere molto utile, e noi abbiamo detto, beh, chi più esperto di noi in questo? Qual è allora la grande utilità della barca a vela, no? Che si differenzia magari rispetto alle altre? Allora, le navi, le ONG si sono mosse fino a poco tempo fa con navi, piccole navi. Per questioni di budget potete andare a guardare la flotta, sono tutte piccole navi scassatissime e costano tantissimo di manutenzione, costano tantissimo di equipaggio, perché una nave comunque ha bisogno di un equipaggio professionale. Per quello io prima ho detto non comandante di navi, comandante di barche, perché il diporto è un mondo diverso dal commerciale, e quindi c'è una grossa riduzione di costi e anche tutto sommato di efficienza di mezzi. Paradossalmente la nostra barca di 17 metri per certi versi rischia di essere molto più performante di una navetta ONG. Francesco, ci racconta qualche esperienza, no? Voi avete partecipato appunto a diverse missioni, stiamo vedendo delle fotografie. Proviamo ad entrare dentro uno dei salvataggi che voi avete fatto, ce ne racconta uno. Cosa ha visto? Cosa ho visto? Dunque, noi siamo partiti con la nostra operazione che chiamiamo Search and Relay, perché di fatto noi scendiamo in mare con il desiderio non per forza di salvare, ma di osservare e cercare di capire cosa succede in questo tratto di mare che è il Canale di Sicilia, che è il mare dove si muore di più nel mondo. Però poi cosa succede? Che andando in un contesto del genere, e quindi siamo partiti, ricomincio in questo senso, siamo partiti a novembre con la prima operazione. Durante questa operazione che abbiamo condotto tra l'altro in collaborazione con un'altra barca a vela di un'ONG tedesca, Rescue Ship, la barca si chiama Nadir, siamo scesi nel Canale di Sicilia partendo da Lampedusa appunto con questo obiettivo, che è il nostro obiettivo, quello di fare ricerca e monitoraggio, e poi nel momento in cui avvistiamo o viviamo delle situazioni di un certo genere allertiamo la Guardia Costiera e le autorità competenti. Cosa è successo però? Che durante la prima notte di attesa tra un giorno e l'altro del periodo di pattugliamento che avevamo organizzato, verso circa le 8 di sera ci eravamo dati, diciamo, l'organizzazione anche con l'altra barca di passare la notte alla cappa, che è diciamo così, una procedura per lasciarsi andare alla deriva nell'attesa del giorno successivo, e quindi stavamo impostando, diciamo, operazioni di routine per preparare il mangiare, eccetera. Nel buio più totale di quella notte
perché a novembre alle 8 di sera è già notte fonda. Nel buio totale a un certo punto abbiamo visto in lontananza qualche lucetta che non era corrispondente alle classiche luci che si vedono normalmente in mare, che segnalano la presenza di qualche imbarcazione a distanza, cose di questo genere. Tra l'altro avevano un'apparenza anche abbastanza scordinata, insomma, in certi momenti lampeggiavano, in certi no. Per cui abbiamo deciso, Tiziano tra l'altro è stato il primo a vedere questo tipo di fenomeno. In movimento. E quindi abbiamo deciso di avvicinarci e andare a vedere che cosa potesse essere. Man mano che ci siamo avvicinati... Cosa avete messo ad avvicinarvi? Giusto anche per capire un po' i tempi? Sì, no, stiamo parlando dell'ordine di qualche decina di minuti, perché comunque per quanto, questo lo scopriamo dopo, ma per quanto potessero essere lucette che potevano essere molto distanti se fossero state imbarcazioni, invece essendo delle lucette a bordo di una piccola imbarcazione tenuta in mano delle persone, in realtà erano ad una distanza abbastanza prossima, e dunque nel giro di qualche 5, 6, 7 minuti siamo arrivati ad una portata più vicina, talché oltre alle luci abbiamo cominciato a sentire anche delle voci e delle grida che chiedevano sostanzialmente aiuto e soccorso. E piano piano nel buio, tra l'altro con un'apparizione anche abbastanza metafisica da un certo punto di vista, ci è apparso il contesto. Il contesto era un'imbarcazione di legno di 7-8 metri più o meno di misura, di dimensione, con subito le abbiamo stimati una quarantina di persone a bordo. E dunque così abbiamo iniziato l'approccio classico per cercare di capire quante persone fossero a bordo, cercare di dare loro l'informazione che di essere tranquilli, perché comunque a questo punto noi ci saremmo presi cura di loro. E dopodiché abbiamo iniziato una procedura in collaborazione, dicevo, con quest'altra barca a vela con cui ci eravamo messi d'accordo, per dare come prima cosa dei giubbotti di salvataggio a tutte le persone che si trovavano a bordo. Questa è una cosa fondamentale ed è la prima cosa da fare per mettere in sicurezza le persone che si trovano in questa situazione. A bordo... Quanti ne avevate voi a disposizione? Sui 40 più o meno, no? Cioè, quindi avevate comunque bisogno dell'aiuto di qualcun altro? Ma allora noi, sapendo che ci rechiamo in una situazione dove spesso, perché la storia la conosciamo, avendola anche vissuto in altri contesti, dove si possono trovare imbarcazioni che possono avere a bordo da 20, 30, 40, anche 80 persone. Ci sono dei gommoni, i cosiddetti rubber boat, che di una decina di metri di lunghezza, sulle quali a volte si trovano persino 80, 90, 100 persone. Quindi, conoscendo il contesto, noi ci siamo preparati portando a bordo nell'ordine del centinaio di life jacket da poter distribuire. Questo è vero, è corretto? Esatto, queste sono le persone che abbiamo soccorso. Sì, questi sono i giubbotti. E, tra l'altro devo dire che dobbiamo ringraziare comunque la collaborazione anche di altre ONG che ci hanno aiutato e ci hanno dato in prestito alcuni di questi giubbotti che avete visto, perché c'è una forte solidarietà tra tutti gli attori di questo contesto. E quindi, come dicevo, questa è stata la prima operazione. Contemporaneamente identificare se ci sono a bordo delle situazioni di criticità dal punto di vista di feriti, persone che hanno problemi di qualsiasi genere, o a volte addirittura anche purtroppo anche a volte persone già decedute. La loro risposta è stata che c'erano a bordo 3 donne e un bambino di 7 anni, un minore di 7 anni. E a questo punto abbiamo coordinato le operazioni con l'altra imbarcazione, e dopodiché abbiamo, attraverso il gommone di servizio, quello che nel gergo di questo tipo di attività viene chiamato RIB, ma noi lo chiamiamo gommone come sempre, e sono state portate a 3-4 persone alla volta le persone a bordo. E da qui parte, diciamo, la catena, no? La catena che in qualche modo conosciamo. Io vorrei aggiungere un tassello, Tiziano. C'è una narrazione attorno ai salvataggi in mare? È una narrazione contro la quale voi avete qualcosa da dire? Cioè, secondo lei c'è una narrazione non corretta rispetto ai salvataggi in mare? Questa è una domandona, me ne rendo conto, però voi eravate lì, siete lì. C'è una narrazione intanto è tutto rovescio, è stato tutto ribaltato.
Una volta, cioè, io ho 56 anni e ho fatto molti interventi su richiesta della Guardia Costiera nel mio passato e succedeva così: burrasca, barca in difficoltà chiama soccorso alla Guardia Costiera allerta tutti quelli intorno e dice: chi c'è là? Qualcuno può andare a vedere? Vedo che tu sei lì, ce la fai andare a vedere? Puoi intervenire? Per favore, se non è troppo rischioso per te. Questa era l'interlocuzione normale. Via radio, canale 16, un mezzo che tu hai in barca, la radio UHF. A noi ci hanno chiesto una mail in questa situazione. È tutto stravolto, devi chiamare l'ufficio di Roma. Prendi e chiami l'ufficio di Roma con un telefono satellitare, non con la tua radio di bordo, che devi esserti portato a bordo. E a Roma comincia l'interlocuzione, loro ti dicono: ma hai chiamato prima Malta? Sì, ma Malta non risponde. Allora organizziamo noi una call, però intanto mandate una mail. Ti giuro, per fortuna io sono al timone, in quel frangente c'è un'altra persona, Maso, che era lì nelle foto, che si occupa delle comunicazioni, perché è molto difficile rimanere calmi di fronte alla barca che può affondare da un momento all'altro con 43 persone e uno dall'ufficio di Roma Tra che ti dice... la legge del mare ci dice che in realtà questi vanno salvati, Tiziano. Questo, cioè che noi siamo là per l'input che questo. voi avete Noi siamo là per questo. Conta, no? Se devo dire un problema di carattere generale dell'Italia, che è il mio paese, è che la legge e la giustizia sono sempre più distanti una dall'altra. In questo caso legge e giustizia sarebbero chiare. C'è pericolo, si interviene e si salva la vita. È chiaro. Francesco, noi invece abbiamo complicato tutto, perché quello che Tiziano ci racconta è un meccanismo estremamente complicato di fronte ad una emergenza. Sappiamo che di fronte all'emergenza servono procedure d'emergenza. Certo, il tema comunque, riallacciando anche alla domanda che vi ho formulato precedentemente, è proprio: esiste una legge internazionale, una convenzione, la Convenzione di Montego Bay, nella quale all'articolo 98 sta scritto che l'obbligo di salvare le persone in difficoltà è esteso e sottoscritto da 180, 190, da innumerevoli paesi nel mondo, proprio che si riunirono nel 1982, se non ricordo male, comunque in quegli anni lì, e sottoscrissero questa convenzione. Quindi c'è una norma internazionale incontrovertibile che dice che è d'obbligo soccorrere. Ora, queste persone stanno sfuggendo da situazioni tragiche, situazioni in cui sono vessate, sono torturate nei paesi di origine dai quali provengono, perché arrivano in Libia ma provengono da altri. Noi abbiamo verificato che tra quelle 43 persone le nazionalità erano Bangladesh e Siria principalmente, quindi vengono da paesi molto lontani e approdano in Libia perché dalla Libia c'è il punto più vicino dal quale poter partire, ma sfuggono ad una condizione tragica. Dunque, ora, al di là del problema indubbiamente complesso della gestione di questo fenomeno, che però è un fenomeno che ha un diritto, perché il diritto alla migrazione è un diritto anche questo che in qualche modo va rispettato e sostenuto, al di là di questo problema enorme del quale potremo parlare magari in un altro momento, queste persone si mettono in mare e da quel momento in poi sono persone alle quali è dovuto un soccorso se si trovano in difficoltà. Quindi, a prescindere da tutto quello che è il tema generale, questo elemento è l'elemento sostanziale che ci muove. E chiudo dicendo anche che in opposizione a questo, paradossalmente oggi ci troviamo invece che l'Europa, e l'Europa quindi la complicità di tutti gli altri paesi che la compongono, di molti dei paesi che la compongono, quasi direi la maggioranza, hanno istituito Frontex, che è un'agenzia per la difesa dei confini europei da persone che stanno fuggendo da situazioni di drammaticità in cui si trovano in pericolo. Quindi il paradosso è che noi non stiamo difendendo l'Europa con Frontex da un assalto, ma stiamo difendendo le persone da un bambino di 7 anni che cerca di venire in Europa per trovare un futuro un po' più dignitoso, come tra l'altro tutti noi normalmente cerchiamo di avere.
Senta, riescono a dialogare con voi, lei che era su quella nave, ne abbiamo parlato, abbiamo citato un salvataggio, no? Come si sono poste queste persone quando vi hanno visto? Cioè c'è la paura, la disperazione, c'è la gratitudine. Che cosa riescono a dire? Enorme gratitudine, non riescono a parlare molto, poi vabbè, io in quel caso sono quello dietro al timone, sono operativo, l'ultimo in fondo, il più difficile da raggiungere, però anche quando guidavo il gommone, per dire, e ho fatto io i trasbordi, l'esperienza è quella di una grandissima gratitudine, di una grandissima soprattutto solidarietà fra loro, che è una cosa che scalda parecchio. Tenete presente, di questi 43 che abbiamo pescato a bordo a novembre, avevano 3 zainetti in tutto, c'erano sulla barca, come bagaglio di 43 persone. 3 zainetti tipo quello di mia figlia che va alle elementari con la merenda. Questo era quello che avevano a bordo, erano in pantaloncini e maglietta. Bagnati fradici, coperti di fango, il fango che è rimasto sulla barca, che si è sciolto dai loro corpi con la pioggia che abbiamo preso dopo, è stato bestiale. Eppure quando tu sei lì e la prima cosa è dargli il tè zuccherato, quei biscotti, la prima cosa è girarsi per passarlo a un altro. Questo è chiaramente si forma uno spirito fra di loro molto potente. Lo spirito della condivisione. Io vorrei aggiungere una cosa, sì. Perché per come è strutturato tutto quanto, ci sono gli aerei di Frontex che vedono dei bersagli in mare e vengono segnalati. Questa barca che abbiamo trovato noi era fuori da qualunque tipo di segnalazione. Come mai? Non era stata vista. Per cui sarebbero andati a fondo senza lasciare traccia di quelle numerosissime barche che spariscono senza lasciare traccia. Come poteva essere, adesso vi riporterò la memoria perché è stata dimenticata secondo me, c'è stato un miracolo a dicembre, una bambina che hanno trovato su 2 camere d'aria, non so se vi ricordate, sì, la barca sì, vela trota, sì, ma l'ha trovata una bambina alla deriva da 2 giorni su 2 camere d'aria. Ragazzi, questo è una cosa statisticamente impossibile, sopravvivere 2 giorni in mare in quelle condizioni lì. La vedo, la sento, la percepisco emozionata e immagino, ci rendiamo conto e ci fa anche piacere che in qualche modo emerga anche questo, no? Di persone che sono in mare e che possono andare a raccontare forse un'altra verità. L'immagine di quella bambina ce la ricordiamo tutti ed è giusto riproporla e tornare a riproporla ancora affinché non venga assolutamente dimenticata come tante altre immagini che stiamo provando a fissare anche noi oggi nel nostro piccolo. Io intanto vedo collegato il nostro Christian Arboit, ci fermiamo per un attimo e diamo la linea ad Altivole, siamo nella Marca trevigiana perché c'è stata una rapina ad uno supermercato, la seconda allora che stiamo citando in questo nostro telegiornale. So che Christian sei volato sul posto una volta presa la notizia. Buongiorno e grazie, raccontaci brevemente cosa è accaduto. Buongiorno Anna, San Vito di Altivole, via Solana, siamo all'esterno del CRAI. Qui ieri sera poco prima delle 19 sono entrati con un passamontagna bianco due soggetti travisati che sono entrati nel negozio e hanno detto questa è una rapina tranquilla. Questa è l'espressione utilizzata qui con me Alberto Malosso, che è il titolare del CRAI. Niente, stavo lavorando in cassa e a un certo punto sono entrati questi 2 rapinatori a volto coperto col passamontagna bianco e mi hanno detto questa è una rapina tranquilla. Uno mi ha puntato il Kalashnikov addosso, l'altro è saltato sulla cassa e ha cominciato a intimarmi di aprire la cassa per prendere i soldi sostanzialmente. A quel punto là ovviamente l'ho fatto, poi mi aveva chiesto di aprire anche l'altra cassa, però l'altra cassa non è utilizzata, quindi ho detto guarda che è inutile aprirla perché ok. A quel punto là lui mi ha chiesto il portafoglio, che per fortuna non avevo con me, mi ha toccato per vedere se dicevo la verità ed era la verità. A quel punto là sostanzialmente uscendo dalla cassa, poi lui è andato da una signora anziana e anche a lei gli ha detto di dargli, consegnargli la borsa col portafoglio eccetera eccetera, ma anche lei per fortuna gli ha detto no, guardate che non ho la borsa, non ce l'ho qua, e hanno effettivamente controllato, hanno visto che non ce l'aveva portata
E anche questa signora ottantenne, se non sbaglio, ha avuto il sangue freddo. Sì, ha avuto per fortuna abbastanza... è stata lucida. E poi uno dei due, quello col Kalashnikov, ha detto a un certo punto basta, andiamo, ha detto, ripetuto 2 o 3 volte, basta, andiamo, e l'altro ha lasciato tutto e sono andati via sostanzialmente. Quanti minuti in tutto? È passato, è difficile dirlo, ma secondo me almeno un paio di minuti, che sono sembrati tanti ovviamente. Quindi Alberto, gli hanno messo anche le mani addosso per capire se aveva un portafoglio? Se aveva il portafoglio, sì, perché mi hanno chiesto il portafoglio, io ho detto guardate che non ce l'ho, non ce l'ho, come effettivamente per fortuna non ce l'avevo. A quel punto lui mi ha guardato, mi ha messo le mani nel fondo schiena, mi ha testato in tasca e basta, non si sono presi il cellulare, e sostanzialmente così. E sono scappati con un'auto, un'utilitaria rossa che avevano parcheggiato. Avevano parcheggiato qui davanti, messo non lineare, insomma messa un po' obliqua, e poi sono scappati più o meno abbastanza, non proprio esattamente in fretta, però sono scappati molto veloci. Utilitaria rossa che è stata ritrovata poco dopo dai carabinieri, che hanno subito iniziato a indagare. Il giorno dopo cosa resta? Resta un po' che succedono queste cose, non è il massimo, perché per fortuna ho mantenuto mente lucida, però non è semplice pensare che possono accadere certe cose, non è bello onestamente. È la prima volta che accade? A me sì, per fortuna sì. Allora, altri dettagli, grazie davvero Alberto per questa sua prima testimonianza. Altri dettagli, Anna, questa sera nel corso del telegiornale da via Asolana a San Vito di Altivolo è tutto. Con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie al nostro Christian Arboit, che ricordo in testa questa edizione del telegiornale si trovava nel cuore di Treviso per darvi conto ancora di nuovi furti, razzie alle case, e questa volta proprio nel quartiere di Santa Maria del Rovere. Torniamo sul mare, torniamo insieme a Tiziana e Francesco che insomma sono skipper, sono comandanti, conoscono le leggi del mare e in qualche modo hanno aperto la loro vita anche alle missioni umanitarie. L'abbiamo vista commossa, Tiziano. Lei ritiene che il sentimento comune oggi di fronte a quella foto in qualche modo sia lo stesso, o ritiene che purtroppo l'opinione pubblica non riesca a vedere quello che avete visto voi quando vedete quelle barche, non riesca a vedere questo? Che cosa percepisce attorno a lei? Indifferenza, troppa indifferenza. Questo sembra che tutti i problemi che nascono dall'immigrazione, i nuovi ultimi che arrivano accanto agli ultimi, non ci rendiamo conto che quelli che arrivano via mare sono una piccola minoranza rispetto a quelli che arrivano. Sono noi il 10% di quelli che arrivano, sono solo il 10% più povero. Questo è il problema. E come al solito c'è la solita ingiustizia di fare la guerra ai poveri. È una cosa che faccio fatica a sopportare, l'ingiustizia, tutto qua. Nel senso che se tu sei facoltoso, te la acquisti la cittadinanza europea. Certo, senza problemi. Francesco, l'ingiustizia è una narrazione che in qualche modo è travisata, insomma è quantomeno molto, molto diversa, e abbiamo visto insomma che ci sono stati anche l'ultimo processo con quanto accaduto, e soprattutto una narrazione nei confronti delle ONG. Poi sappiamo anche che il nostro Lorenzo Maier spesso intervista Caccia che è proprio veneziano, no? Quindi insomma Venezia torna a, come dire, confermarsi come una paladina, no, della legge del mare. Possiamo dire questo? Sì, Venezia assieme ad altre città, perché devo sottolineare che il nostro circolo ha sede a Bologna, tra l'altro. Lei è venuto oggi da Bologna fino a San Biagio di Callabria, quindi ne siamo davvero onorati. Io sono onorato di essere stato invitato. Venezia e Bologna sono due paladini in questo caso, come città, due paladine.
Venezia per quello che hai detto poc'anzi, Bologna anche per tradizione, tra l'altro ci sono parecchie attività e parecchio fermento nel campo della solidarietà. Tra l'altro devo citare un centro sociale di Bologna che è l'ABA, con il quale stiamo collaborando, che ha messo in piedi da qualche anno a Bologna un laboratorio di salute popolare e ci sta fornendo il personale medico con il quale affronteremo le prossime missioni. Quindi sì, città paladine, certo, c'è bisogno, devo dire, di amministratori e cittadini che in qualche modo portino la bandiera della solidarietà nelle frontiere più lontane, per esempio fino al canale di Sicilia. Rispetto alla domanda precedente, il tema di quanto sia percepita questa ingiustizia da parte dei cittadini, è complesso a volte rispondere per il fatto che in generale comunque la mente umana ha una difficoltà a provare empatia per fenomeni molto distanti da sé, questo è abbastanza fisiologico. Le istituzioni invece hanno un dovere che può stimolare poi invece l'empatia da parte dei cittadini, ed è su questo che dobbiamo lavorare principalmente. Noi cerchiamo di fare leva per convincere le istituzioni a agire e ricordare per esempio che noi stessi italiani siamo stati migranti tanti anni fa e abbiamo vissuto situazioni di grossi problemi, di grosse vessazioni, ma siamo anche stati in qualche modo accolti. Insomma, la migrazione è un fenomeno che fa parte, ripeto, come ho detto prima, dell'essere umano, e dunque il difendersi da questo fenomeno è, pensando che sia un concetto legato all'invasione, è dal nostro punto di vista un concetto che non ha a che vedere con la solidarietà umana, che invece è dovuta alle persone che appunto sono in difficoltà. Come vi si può aiutare? Se qualcuno ci sta ascoltando dice io voglio fare il mio, ci cosa può può aiutare fare? Per esempio c'è una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Produzione dal Basso, cercando nella stringa di ricerca tutti gli occhi sul Mediterraneo, si approda alla pagina presso la quale si può fare una piccola donazione, o anche grande, perché no, oppure ci si può mettere in contatto direttamente con il nostro circolo, che è Sailing for Blue Lab, ha una pagina web che si chiama www.sailingfor.org, oppure cercando con questo stesso nome i nostri canali social. In qualche modo ci si può mettere in contatto con noi o anche con Arci Nazionale, sempre facendo riferimento al progetto Tutti gli occhi sul Mediterraneo. Tiziano, perché quella barca non è stata vista? Cioè, se non c'eravate voi, quelle persone oggi non ci sarebbero state. Perché? Perché allora forse c'è una falla nel sistema? Sicuramente c'è una falla nel sistema, e sicuramente c'è anche il fatto che non si vogliono vedere le cose, perché ci sono gli aerei di Frontex che volano, ci sono anche gli aerei delle ONG che volano, però a cui si impedisce di volare il più possibile. Per cui se tu impedisci a un aereo che potrebbe fare avvistamenti di volare, poi è chiaro che qualcosa non lo vedi. Ecco, io l'unica cosa che vorrei aggiungere al reparto di come aiutarci, perché siamo un'associazione aperta, noi ci siamo sempre mantenuti in questi anni, è la prima volta che facciamo un crowdfunding, ci siamo sempre mantenuti portando le persone, gli associati a viaggiare con noi. Per cui la prima cosa a chi interessa questo tipo di situazioni, il primo invito che faccio è: andate a vedere sui nostri canali e cercate di partecipare alle nostre iniziative, che navigando insieme sicuramente ci potrete dare un bel sostegno. Possiamo anche provare insieme a cambiare le cose. Grazie Tiziano Rossetti, grazie a Francesco Delli Santi, grazie per essere stati con noi, comandante, presidente e poi con i ruoli ad interscambio, ma insomma poco fa differenza, la differenza vera la fa chi va in mare a salvare le vite. Grazie per essere stati con noi ancora una volta, e a voi telespettatori per averci seguito. Sapete che l'informazione torna su Antenna 3 a partire dalle 18:30 con il telegiornale del Veneto, poi a seguire Venezia e Treviso. Grazie ancora e buon pomeriggio. Arrivederci.